stato abbastanza casuale, perché io alla fine delle medie volevo andare a lavorare. Invece mio padre, considerate le sue esperienze, ha detto: ti consiglio di prendere almeno un diploma. E allora diciamo che la scelta non avevo le idee chiare a quel tempo là, e la scelta sull'istituto minerario fu più che altro per questioni di logistica, perché riuscivo ad andare da Taibon all'istituto avanti e indietro in bicicletta, e quindi questa fu la scelta. Al tempo non avevo ancora idee chiare, però diciamo che poi la formazione fatta all'istituto minerario mi è servita per trovare abbastanza in fretta un posto di lavoro. E niente, dopo un anno, io mi sono diplomato nel 76, e dopo un anno ho ricevuto 2 proposte di colloquio, una da Italcementi per andare a lavorare sulle cave di Monselice e una da Eni per andare sui cantieri come geologo di cantiere. Allora ho fatto prima il colloquio con Eni, che a quel tempo si chiamava Agip. Il colloquio andò bene, e quindi il 3 di ottobre 1977 fui assunto in Eni. Abbiamo iniziato con 6 mesi di corsi specifici per l'attività che dovevamo svolgere nella sede centrale di Milano, San Donato Milanese, 6 mesi di corsi, e dopo mi hanno mandato in affiancamento in pianura padana. Al tempo stavano sviluppando un campo di Malossa, e lì trovai 2 periti minerari, Cornelio De Col di La Valle Agordina e il perito minerario Antonio Cont di Rivamonte, che facevano praticamente i supervisori per Agip nella zona, quindi li devo anche ringraziare per il tempo che mi hanno dedicato e le esperienze che mi hanno trasmesso. E dopo un periodo di affiancamento con loro hanno iniziato a darmi un po' di responsabilità, e sono andato a seguire dei pozzi più semplici, sequenze sabbie-argille, ad est di Milano, e in quanto ero sempre in zona vicina ai supervisori, se c'erano dei problemi mi potevano dare una mano. E ricordo ancora con piacere che i primi 3 pozzi che seguì furono tutti e 3 mineralizzati a gas, e sono ancora tutt'oggi utilizzati per stoccaggio del gas. Dopo questa esperienza in pianura padana mi mandarono al settore operativo nord di Ravenna, nell'offshore adriatico, per fare altre esperienze nell'offshore di Ravenna, fin giù a Pescara. Poi successivamente nel 1979 mi mandarono in missione in Congo, Brazzaville, ex colonia francese, non il Congo belga, e lì trovai come responsabile un altro perito minerario, Socol Giovanni Giacomo di Taibon, e lì l'attività praticamente era la fine dello sviluppo del campo di Luango, un campo ad olio, ed iniziava un'attività di esplorazione con dei jack-up americani, e io fui mandato su un jack-up americano, dove diciamo le condizioni non erano un granché, non si mangiava granché bene, erano tutti americani tranne il sottoscritto e l'esperto dei fanghi e un paio di francesi che lavoravano per una compagnia di servizio. Diciamo che in certi momenti era un po' difficile, soprattutto per la logistica, per il mangiare, per le condizioni a bordo. Però se comparavo con le esperienze che avevo fatto quando ero studente, che andavo su in Maiga, mi dicevo che tutto sommato andava ancora bene, quindi ho cercato di tenere duro.
e dopo un anno il responsabile a terra assunse altro incarico in azienda e arrivò un altro responsabile, sempre perito minerario, Cornelio De Col, che avevo già conosciuto al tempo dell'affiancamento. L'attività continuò più o meno sempre sugli stessi temi, a parte 2 uscite che ho fatto assieme all'impianto. Ho seguito l'impianto che lavorava per noi in Congo, era stato mandato per fare un paio di pozzi esplorativi in Costa d'Avorio, quindi ho seguito l'impianto, ho fatto 2 esperienze in Costa d'Avorio. Poi l'ultimo anno che ho fatto lì, nell'84, il responsabile ha sostituito Cornelio, un altro perito minerario, Vittorio Costa di Cencenighe, e diciamo che nel frattempo si acquisiva esperienza, si cresceva un po' dal punto di vista professionale. Nell'84 mi sposai e finì il contratto nell'Africa nera, diciamo. Rientrai in Italia e fui trasferito nella sede centrale di San Donato. Primi 2 anni un lavoro un po' burocratico da svolgere, parecchie attività con la carta, quei tempi ancora non c'erano i computer, ma di scarsa soddisfazione, tant'è vero che quasi quasi meditavo di cambiare. Poi fortunatamente ci fu la svolta nell'86 e il responsabile della geologia del sottosuolo di Milano mi disse che mi voleva trasferire nella sezione dove facevano le analisi a petrografia, analisi di carottaggi elettrici per le attività dell'estero, e lì praticamente la vita cambiò perché il lavoro era molto interessante, non c'era tutta la burocrazia, lo stress di preparare documenti per gli altri. Arrivavano i documenti dall'estero, uno cominciava a analizzarli utilizzando i primi computer che erano stati introdotti nell'industria petrolifera, ti facevi la tua interpretazione, alla fine ti confrontavi col capo servizio, lì praticamente erano tutti laureati, ero l'unico perito minerario all'interno del gruppo. Facevi la tua interpretazione, ti confrontavi col capo servizio e una volta che avevi finito passavi l'interpretazione o alle esplorazioni o ai giacimenti e discutevi con loro, per cui vedevi anche il lavoro non solo dal punto di vista strettamente petrografico, ma lo vedevi in uno spettro più grande, perché ti confrontavi appunto con gli esperti del giacimento. Poi nell'88 il capo servizio mi chiese se poteva farmi il favore di andare 3 mesi in missione in Libia, perché era a corto di personale. Ha detto: se mi fai un favore vai giù 3 mesi e poi ritorni nel gruppo dei petrofisici. Ho detto va bene, anche perché mi permetteva di fare i turni un mese, quindi 3 mesi, facevo 1 mese a casa, 2 a casa, che la mia famiglia ha sempre tenuta su in Agordino. E niente, poi alla fine della missione il responsabile dell'Agip, che era lì a Tripoli, concordò con Milano di farmi restare a Tripoli con contratto biennale e, pur mantenendo, diciamo, le turnazioni, mi utilizzava un po' come un jolly. Se c'era da stare in ufficio davo una mano in ufficio, oppure andavo offshore nel Mediterraneo, o altresì andavo giù in deserto sulle attività che avevamo giù in deserto. Dopo 2 anni questo responsabile assunse altro incarico in azienda e fu sostituito da un manager libico che mi volle tenere lì, però con contratto deserto, quindi si passava a fare turnazioni 5 settimane in deserto e 4 di recupero, e lo scopo era, oltre che assistere all'attività che avevamo in deserto, soprattutto quello di far crescere i nuovi geologi laureati libici.
e rimasi lì per altri 3 anni. Nel 93 nacque il secondo figlio e rientrai dalla Libia, quindi si concluse l'esperienza in Libia. Nel 93 mi trasferirono nel settore operativo nord di Crema e lì assunsi la posizione di coordinatore dei geologi cantiere. Io ero dedicato per le attività di pozzi esplorativi, mentre la stessa posizione per i pozzi di sviluppo la ricopriva un altro perito minerario, Parisenti Elio di Frassenè. Lì noi dovevamo assicurare la reperibilità, perché qui i cantieri là lavorano 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quindi c'era sempre bisogno di avere un reperibile giorno e notte, e quindi ci si alternava con Elio Parisenti, utilizzando, a quei tempi non c'erano i telefonini, quindi la reperibilità veniva fatta con i ponte radio, quindi avevi sempre il ponte radio acceso accanto al letto anche la notte. E niente, in quel modo là riuscivamo a fare praticamente 10-11 giorni, 12 giorni a Crema e poi 4 giorni si ritornava su al paese dalla famiglia. Poi nel 95 un'altra chiamata dal responsabile del servizio di Milano, dice: ha bisogno che vai in settore sud, perché parte lo sviluppo del campo in Val d'Agri, in Basilicata. E quindi andai nel settore sud e lo scopo era quello di coordinare i geologi di cantiere. Lì ci sarebbero stati 4-5 cantieri e soprattutto seguire l'addestramento dei giovani laureati geologi che venivano assunti da Eni, perché in quegli anni là Eni aveva preso la decisione di assumere solo laureati, aveva deciso di non prendere più periti minerari, cosa che poi si è resa conto che non aveva fatto una buona mossa e a seguire poi hanno ripreso a assumere anche dei periti minerari. E niente, lì forse quello è il periodo più bello di tutta la mia esperienza, perché il responsabile che stava a Ortona era una mia vecchia conoscenza, che aveva lavorato assieme in Libia, aveva piena fiducia, quindi mi dava molta libertà nel svolgere il mio lavoro. Il gruppo di geologi di cantiere, in parte periti minerari agordini, in parte sardi e in parte toscani, erano bravi, soprattutto i agordini e sardi erano bravi, i toscani un po', diciamo, un po' meno, ma tra i periti minerari agordini ricordo con piacere Ivan Tomè, Maurizio Parisenti, Francesco Zanin, e l'ambiente in generale era buono, anche con gli altri colleghi. La zona era magnifica perché stavamo sugli Appennini dell'Appennino lucano, quindi bei paesaggi. Dal punto di vista logistico si stava bene, mangiare era buono, per cui tutto sommato è stato veramente un bel periodo. E lì ci sono rimasto per 5 anni. In più avevamo settimanalmente veniva un esperto stratigrafo da Milano, quindi anche questo contribuiva a migliorare un po' le conoscenze, no? Oltre al tuo lavoro specifico c'era la possibilità di imparare anche cose più tecniche, specifiche in un altro campo. Poi verso, diciamo, dopo 5 anni, nel 2000, l'attività di sviluppo di quel campo là stava andando verso la fine e nel frattempo Eni aveva commissionato a Saipem la costruzione di una nave da perforazione per alti fondali, poteva perforare fino a 3000 metri di profondità d'acqua, con 2 impianti di perforazione per abbattere i tempi di perforazione e quindi i costi del pozzo. E il responsabile di questo progetto
accettò di seguire questo progetto oltre le altre mansioni che già aveva, però pretese di avere a bordo una squadra di persone di sua fiducia. Quindi lui nominò posizione per posizione, voglio questa persona, quest'altra, e quindi per le posizioni di geologia operativa pretese che fossi io e il mio cambio un altro perito minerario di San Tommaso, Elio De Donà. E con questo impianto abbiamo fatto un pozzo in Italia, un secondo pozzo in Angola, un terzo in Congo Brazzaville, però tutti e tre i pozzi risultarono sterili, il costo dell'impianto, la tariffa giornaliera era molto alta e quindi in un'occasione che la Total chiese a Eni se gli poteva prestare l'impianto, Eni decise di dargli l'impianto e così si concluse la nostra esperienza a bordo del Saipem 10.000. Praticamente in contemporanea arrivò una richiesta dal Kazakistan, perché lì l'anno prima il consorzio di compagnie straniere, tra le quali oltre a Eni c'era Shell, c'era la Mobil americana, la Total francese, c'era la British Gas, British Oil, c'era la Statoil norvegese, la Impex giapponese. Avevano fatto un consorzio, avevano fatto un pozzo che era risultato mineralizzato. Però il loro modo di operare nella prima fase di questo consorzio chiamato Okiok era che avevano messo un tecnico di una compagnia assieme al tecnico di un'altra compagnia, quindi avevano distribuito un po' gli incarichi tra le varie compagnie, però essendo che ogni compagnia aveva il suo modo di operare, si erano create delle situazioni abbastanza di confusione. Quindi il consorzio decise di assegnare a una sola compagnia il compito di portare avanti il progetto, e tra le tante compagnie fu scelta l'Eni, quindi si creò la compagnia Agip KCO, Agip Kazakistan, per lo sviluppo del campo nel Mar Caspio, nell'offshore del Caspio. E quindi cercavano personale e dopo un colloquio praticamente fatto con il responsabile della geologia all'AIA, un americano, Bill Zempolic, che era passato da Mobil a Eni, volle fare un colloquio praticamente in intervista per valutare se eravamo, diciamo, all'altezza del ruolo. Io e De Donà fummo messi sotto contratto per l'attività lì in Kazakistan. Adesso non c'è il tempo per raccontare tutte le storie di com'era la situazione in Kazakistan all'inizio, però il gruppo che si stava formando era un gruppo di tecnici valido e noi cominciamo a sostituire i geologi di cantiere che erano dei consulenti inglesi con dei geologi di cantiere italiani, e allo stesso tempo cominciai a fare delle interviste a dei geologi locali, perché nel contratto che c'era tra lo Stato kazako e il consorzio era che nel tempo ci doveva essere una sostituzione dei tecnici stranieri con personale kazako. C'era tipo una tabella, un calendario partendo dalle posizioni più basse a finire alle posizioni più alte, nel tempo si dovevano sostituire, quindi abbiamo iniziato a intervistare dei geologi e suggerì all'ufficio del personale di assumere certe persone. Lì il lavoro era particolarmente interessante perché il giacimento che era stato scoperto, abbiamo fatto i pozzi di appraisal, abbiamo confermato la scoperta, delimitato il campo e fu considerato ai tempi, adesso non lo so, ma a quei tempi là, all'inizio degli anni 2000 era considerato la più grande scoperta degli ultimi 50 anni.
in quanto era una struttura carbonatica del Devoniano carbonifero, lunga 80 km, larga 45 km, 15 nella parte più stretta e con una mineralizzazione di fino a 700 metri. E le difficoltà lì erano legate all'alta pressione del giacimento, all'alto contenuto di acido solfidrico negli idrocarburi, alla presenza di eventi carsici sul campo, che se da un lato poi aiutano nella produzione, durante la perforazione creano notevoli problemi. Infatti dovevamo utilizzare delle attrezzature particolari. Anche noi per l'acquisizione dei dati di pozzo dovevamo utilizzare attrezzature un po' particolari. E l'altra difficoltà per noi, che dovevamo gestire le compagnie di servizio, era la logistica, in quanto il porto più vicino era a 400 km e la caratteristica di quel Mar Caspio là, su al nord, nella zona kazaka, è che le acque sono molto basse, dove c'era il campo erano 4-5 metri di acqua solo, la salinità delle acque è molto bassa e d'inverno le temperature scendevano anche a -30, per cui ghiacciava completamente, con spessore di 40-50 cm di ghiaccio per centinaia di chilometri, alle volte fin giù al porto, quindi 400 km di mare ghiacciato. Quindi usavano dei mezzi fatti ad hoc per quell'attività là, capaci di rompere il ghiaccio, e altresì navigare in acque molto basse. E per noi la difficoltà era che dovevamo organizzare la logistica in modo da non allungare i tempi, quindi dovevamo essere pronti a movimentare il materiale, le attrezzature necessarie quando c'era disponibilità dei mezzi, e c'era un bel da fare, diciamo, particolarmente interessante. E inoltre al sviluppo del campo principale nel tempo riuscimmo a fare anche altre 3 strutture, altre 2 piattaforme carbonatiche, più un terzo giacimento su sedimenti classici del Giurassico. Una roba veramente impressionante, perché nel tempo abbiamo fatto più di 50 pozzi e tutti quanti sono risultati positivi, nessun pozzo è risultato sterile, quindi è un'attività molto interessante. Quindi siamo andati avanti così per 4 anni, fino al 2005. Nel 2005 la compagnia decise di cambiare un po' le turnazioni, quelli che lavoravano in ufficio come amministrativi dovevano portare la famiglia in Kazakistan, quindi contratto famiglia. Quelli che si occupavano delle attività operative come noi dovevano passare da 4 a 4 a 6 e 3, e però prevedevano un espatriato e un locale. A quel punto là io parlai con il responsabile che c'era su Alaia, gli ho detto: guarda, il locale non è ancora in grado di dare l'assistenza necessaria alle operazioni, per cui uno sta a casa 3 settimane, rientra, deve seguire l'attività e recuperare anche le 3 settimane che lui ha perso, ma soprattutto in quelle 3 settimane non c'è l'assistenza. E lui ha detto: vabbè, lasciami pensare. Il giorno dopo mi ha chiamato, mi ha detto: sono d'accordo con te, però non si può andare contro quelle che sono le direttive del personale, quindi se vogliono fare 6 e 3 facciamo 6 e 3, ti cambio la posizione, ti propongo di diventare Operation Geologist Manager, così ti alternerai con Elio De Donà, fate 6 e 3, quindi per 3 settimane sarete in 2 in ufficio e per 3 settimane ce ne sarà solo uno perché l'altro è a casa. E così abbiamo fatto, hanno cambiato il contratto e siamo andati avanti per altri 5 anni in questo modo qua, fino al 2010. Poi nel 2010 la società propose a Elio De Donà di diventare responsabile della geologia del sottosuolo nelle consociate in Nigeria, e per cui io rimasi da solo
in Atirao, perché a quel punto là anche i geologi di cantiere erano ormai stati sostituiti dai geologi kazaki. Però mi cambiarono il contratto praticamente residente single, che significava stare 3 mesi ad Atirao e 1 settimana a casa. Comunque accettai. Nel 2012 il mio responsabile, che era il Geoscience Manager, decise di aderire a un'iniziativa dell'ENI che proponeva dei scivoli per svecchiare un po' il personale, e decise di andare via e mi propose per prendere il suo posto. Io ho detto, bah, guarda, questa posizione è sempre stata appannaggio degli laureati, io sono un perito, per cui non penso che si potrà fare. Comunque ho detto, vedi un po'. E lui fece una riunione col general manager, l'operation manager di là, e mi proposero per prendere questa posizione, considerata l'esperienza che ormai avevo sul Kazakistan. E praticamente, oltre alle attività di geologia operativa, acquisivo anche la responsabilità sulla parte petrofisica, cosa che avevo già fatto anni prima a Milano, sulla parte di reservoir, e poi amministrativamente mi dovevo occupare anche di quello che rimaneva della sismica di superficie, anche se diciamo il responsabile della sismica di superficie era lì con noi, e quindi dal punto di vista tecnico su quella area là non avevo problemi. In quel periodo là, oltre a dare l'assistenza sulle attività operative, nacquero anche altri 2 progetti. Uno era per lo smaltimento delle acque dal centro olio, una volta che sarebbe partita la produzione del campo, e un secondo progetto per lo smaltimento dei detriti di perforazione. Allora, per il primo progetto, smaltimento di acque, nell'area che ci era stata diciamo assegnata dalle autorità kazake, acquisimmo 1000 chilometri di sismica, con reticoli quadrati distanza 1 chilometro. A seguire ci fu l'interpretazione della sismica e l'interpretazione geologica, però dall'interpretazione geologica del modello non trovammo le condizioni sufficienti, necessarie per poter fare l'iniezione d'acqua, in quanto non c'era un'adeguata copertura. C'era il reservoir ma non c'era la copertura, e lì le normative prevedono che tutta l'acqua che inietti nel sottosuolo deve rimanere confinata nel sottosuolo. Non è permesso che l'acqua che inietti sposti dell'altra acqua originale e questa venga spinta in superficie, e quindi non c'erano le condizioni, per cui quel progetto là cambiò totalmente idea. Invece che iniettare l'acqua si decise di fare un trattamento di superficie per rimuovere, diciamo, gli inquinanti, e l'acqua ripulita mandata in dei grandi vasconi per l'evaporazione. Mentre il secondo progetto, quello per diciamo il disposal per dei detriti di perforazione, che fino a quel momento là erano stati caricati su delle barche, portati al porto 400 km di distanza e trattati, e dopo il trattamento fatto il disposal, venivano portati in mezzo alla tundra, in un posto che ci aveva indicato la Repubblica, e venivano diciamo messi lì, però il permesso era temporaneo, non era un permesso definitivo, quindi era sempre un problema. E quindi studiamo la sismica sopra il campo, trovavamo dei reservoir nelle sezioni giurassiche sopra la piattaforma carbonatica, e c'erano tutte le condizioni, c'erano le coperture, c'era tutto quello che serviva per poter fare il progetto. Quindi abbiamo creato un'idea di progetto
e attraverso un istituto locale, perché lì in Kazakistan gli unici che possono presentare dei progetti alle autorità sono degli istituti autorizzati locali, quindi in pratica gli devi preparare il lavoro, loro poi lo mettono in una sequenza come richiesta dalle autorità, e abbiamo fatto questo progetto e siamo andati a presentarlo al ministero nella capitale, e loro ci hanno dato il permesso di fare, però solo come prova, un trial, per un certo numero di migliaia di metri cubi limitato. Anche perché questo era il primo progetto che veniva fatto in Kazakistan, ed era il secondo progetto per Eni, perché aveva fatto anni prima un progetto simile in Alaska. Quindi ci hanno dato questo permesso di fare il trial, quindi siamo andati avanti, abbiamo fatto il pozzo, poi abbiamo fatto l'iniezione, abbiamo raccolto tutti i dati, abbiamo preparato il rapporto e siamo andati a difenderlo davanti dalle autorità nella capitale, e alla fine ci hanno dato il permesso di utilizzare questa metodologia. Non solo hanno dato il permesso di utilizzare questa metodologia, ma l'hanno inserita nelle loro best practice per altre compagnie che avrebbero lavorato nel Caspio. E diciamo che per questo fui anche insignito di un riconoscimento da parte di Kaz Energy, che è la società che raccoglie tutte le compagnie che lavorano nell'ambito dell'energia del Kazakistan. Praticamente un equivalente della nostra asso mineraria, se vogliamo. E qua c'ho la descrizione che mi avevano dato, praticamente dice, devo mettere su anche gli occhiali perché ormai l'età non favorisce, dice, dalla traduzione del kazako, dice: per il lavoro e merito professionale nello sviluppo dell'industria di olio, gas e energia della Repubblica del Kazakistan, con il documento numerato 525. Fa sempre piacere, diciamo, avere anche qualche riconoscimento. Poi nel 2014 il consorzio decise di cambiare organizzazione, perché ci si apprestava per l'inizio della produzione, quindi invece di avere una sola compagnia responsabile di tutto il progetto, decisero che la parte di produzione, quindi centro olio in superficie e oleodotti, passava con Shell, la gestione del reservoir passava con ExxonMobil, mentre ad Eni rimaneva tutta la parte legata alle operazioni di pozzo. A quel punto lì la posizione di Geoscience Manager che avevo io la passarono a un geologo americano, e io rimasi come Operation Geologist Manager, e rimasi fino al 2017. Poi a fine 2017, sempre seguendo quello che era quella scaletta di nazionalizzazione, la mia posizione fu nazionalizzata. In pratica passò a un geologo kazako che io avevo intervistato nel 2004 e avevo suggerito al personale di assumerlo. Poi è rimasto tutti quegli anni là a lavorare nel mio gruppo, e a partire dall'inizio del 2018 la mia posizione passò a questa persona kazaka. E io rimasi sempre a lavorare nel stesso gruppo, però cambiando posizione a supporto delle operazioni, e fui inserito in quello che veniva chiamato, al tempo avevamo costituito un gruppo, diciamo un technical working group, che era costituito da diverse figure professionali, sia di Shell che di ExxonMobil che di Eni Milano, per valutare eventuali problemi che sarebbero sorti con l'inizio della produzione, e il scopo era quello di individuare i problemi e fornire dei suggerimenti per risolvere questi problemi.
Poi diciamo nel 2018 raggiunsi quelli che erano i limiti della legge Fornero, il minimo della legge Fornero per andare in pensione, in 42 anni e 10 mesi, e quindi decisi di abbandonare il lavoro e di ricongiungermi alla famiglia, che negli ultimi anni avevo un po' abbandonato, perché con turnazione di 3 mesi, una settimana, avevo un po' abbandonato quello che era la famiglia. Quindi decisi di andare in pensione. E devo dire un grosso grazie alla moglie, perché in tutti questi anni lei si è dedicata alla famiglia, lasciandomi la libertà di andare a lavorare, perché se si voleva rimanere assieme c'erano due possibilità: o abbandonavo io il lavoro e mi ritiravo su in Agordino a fare qualcosa, oppure l'altra alternativa era che la famiglia seguisse me nei vari spostamenti. Però avevo visto esperienze di miei colleghi che, spostando la famiglia secondo quelle che erano le richieste dell'azienda, specie se c'hai dei figli, è difficile, perché soprattutto quando sono in età dell'adolescenza, che cominciano a fare delle amicizie, e poi un anno dopo, 2 anni dopo, vieni sradicato, vai in un altro estero, devono cominciare a farsi delle nuove amicizie, e poi dopo un paio d'anni di nuovo vengono portati via. Quindi ho visto che in certe situazioni si creano dei problemi, per cui, d'accordo con la moglie, abbiamo detto: lì siamo tranquilli su in Agordino, e te vai finché era possibile fare delle turnazioni, era facile. Poi l'ultimo periodo con turnazioni così lunghe era un po' più difficile. Comunque questa era stata la nostra decisione, così abbiamo fatto. Quindi un grosso grazie alla moglie. E a proposito dei ringraziamenti, diciamo, vorrei ringraziare l'APIM e Bellunesi nel Mondo per questa iniziativa, che raccoglie testimonianze di centinaia di periti, che così lasciano a memoria dei posteri le loro esperienze in giro per il mondo. E se è possibile, diciamo, vorrei ricordare il mio primo responsabile nel mio primo estero, Socol Giovanni, che mi ha aiutato al tempo dal punto di vista professionale, e che purtroppo è venuto a mancare proprio un anno fa, dopo una lunga malattia. E anche il suo grande amico e mio maestro Sandro Carlin, che è scomparso nel drammatico incidente della Scandinavian Airlines a Linate nel 2001. E sono sicuro che entrambi, fossero ancora qua, avrebbero partecipato con molto piacere a questa iniziativa di APIM, raccontando le loro esperienze di alta professionalità. Perché erano veramente due brave persone. Diciamo che grazie.